Ma possiamo dire che il diritto all'autodeterminazione non è nient'altro che lo strumento per realizzare quello che nella nostra storia è già scritto, ovvero una identità così qualificata, così forte, così robusta, così profonda, che è l'identità che si coniuga con la coscienza di essere un soggetto che ha la capacità di autogovernarsi. Non ha senso guardare al passato fine a se stesso. La Repubblica Serenissima è il nostro gioiello prezioso, ci serve soltanto per ravvivare il concetto di identità, il concetto quindi di una soggettività internazionale, di una soggettività che è scritta nella storia, quindi di trovare la propria identità nella propria storia, nella propria vivacità anche di costruire il futuro. L'identità quindi non è un qualcosa che deve essere attribuito dagli altri, ma è una qualità che dobbiamo riscoprire noi. Io sono convinto che quando i veneti si renderanno conto della preziosità della loro storia e della attualità di rilanciare un soggetto indipendente in un quadro europeo che non riesce a partorire nuove istituzioni, nel mentre l'Italia sta morendo, fino a che non avremo fatto questo non potremmo cambiare le cose. Noi siamo coloro che vogliono fondare uno Stato moderno non può né essere costruito né essere mantenuto senza una corretta comunicazione, quindi siamo grati a tutti voi operatori della comunicazione e a quanti ci ascoltano, perché è proprio attraverso una corretta comunicazione che riusciamo a manifestare quello che è il nostro obiettivo, il nostro pensiero, la costruzione di uno Stato veneto indipendente, ma perseguire l'indipendenza del Veneto significa voler raggiungere uno Stato moderno, costruire uno Stato efficiente che non abbia tutti i difetti dello Stato che attualmente ci governa e al quale dobbiamo rispetto, ma vogliamo garantire ai cittadini veneti uno Stato che possa dare loro tutte quelle risposte che oggi non riescono ad ottenere. La comunicazione è fondamentale per poter arrivare al cuore dei nostri concittadini veneti. Noi donne ci impegniamo in indipendenza veneta perché abbiamo capito che ci è stato chiesto di sopportare più del sopportabile. Siamo concrete, siamo pratiche, pensiamo alla scuola, all'università, al futuro dei nostri figli, ai nostri anziani, al nostro lavoro. Abbiamo visto distruggere tutto quello che è stato fatto e ci è stato lasciato dai nostri padri. Anche noi ci siamo impegnati per creare un futuro ai nostri figli e non vogliamo vederli andare via, dover emigrare per avere qualche cosa dalla vita. Per questo ci impegniamo nell'unica soluzione che esiste a questo problema, che è l'indipendenza del Veneto, raggiungibile attraverso il processo democratico, pacifico e legale di indipendenza veneta. I giovani come i vecchi, come chi lavora, come le donne, come ogni categoria veneta è sfiduciata dalla politica, perché la politica finora ha cercato di passare per Roma, ha cercato di andare a Roma a fare la politica dei compromessi e Indipendenza Veneta è nulla di questo. Indipendenza Veneta non va a Roma. E non stiamo parlando di estremismo, perché esiste un percorso pacifico, legale e democratico ed è quello che imboccheremo noi, ed è l'unica riforma possibile e immaginabile, perché non c'è assolutamente futuro, non c'è più lavoro, ci stiamo impoverendo e l'unica causa di tutto ciò è lo Stato italiano e l'unica riforma, l'unica soluzione a tutto ciò è l'indipendenza veneta. Come ha detto Morosin, la nostra storia è come il gioiello della nonna, che per anni ne ha detto che è un tocco de vero. La nostra storia, la nostra Repubblica Serenissima non è un tocco de vero, è un brillante eccezionale e preziosissimo, ed è fondamentale sapere il patrimonio culturale e storico che abbiamo per guardare al futuro, per fare una Repubblica Veneta che guarda all'Europa e al mondo, come a suo tempo la Repubblica Veneta Serenissima dominava commercialmente e culturalmente l'Europa e il mondo. Noi ci troviamo di fronte a un'opportunità che è storica. La storia è un reticolo di emozioni, relazioni, situazioni e noi in questo momento abbiamo
una finestra che si è aperta, che è una finestra che permette a noi di pensare. Fino a ieri noi non potevamo pensare perché bene o male vivevamo nell'agio, vivevamo nel benessere, vivevamo in una situazione in cui avevamo tutto già scritto. Oggi, con quella che viene definita una crisi, che in realtà è un serpente che cambia pelle, noi finalmente possiamo avere la libertà di creare quello che è un mondo come noi lo vogliamo. Questo mondo si chiama Repubblica Veneta Indipendente. Questo mondo è una nuova comunità indipendente che possa basarsi su quelli che sono i nostri valori, su quelli che sono le nostre aspirazioni e che possa permettere ai nostri giovani di realizzare i propri sogni, possa permettere alle persone che lavorano, agli adulti, di crearsi di godere il giusto frutto di quello che è il loro lavoro e la loro vita, e ai nostri anziani di vivere la loro parte di vita migliore con una dignità e un rispetto che oggi l'Italia non gli permette. Fino a ieri questo era impossibile. Oggi finalmente noi abbiamo una finestra storica che si è aperta, che ci permette di cogliere il meglio, il minimo che noi ci meritiamo, che è l'indipendenza veneta.